I rifiuti ammassati vicino ai cassonetti aumentano ed anche la scorsa notte c'è chi si è sbarazzato di spazzatura e contenitori appiccando il fuoco in diverse zone. Fiamme ad Agrigento, il più vasto in via Unità d'Italia, ma anche in provincia, a Favara, Porto Empedocle, Realmonte e Montallegro. L'emergenza continua in mancanza della corresponsione delle 3 mensilità arretrate. Gli operatori ecologici sono intenzionati a proseguire lo sciopero anche in questa settimana di Pasqua. Ed oggi l'avvertenza è stata al centro di un nuovo vertice con i sindaci dei comuni del lato Gesa Agrigento 2, convocato dal commissario liquidatore della società Teresa Restivo nel tentativo di individuare una soluzione. Oggi l'urgenza è reperire il denaro sufficiente per pagare operai e ditte. Le aziende che si occupano della raccolta e dello smaltimento hanno comunicato di essere al collasso finanziario e non più in condizione di far fronte ad ulteriori spese di gestione. In cassa ci saranno altri 2 milioni e mezzo che io metterò sul piatto della trattativa con il raggruppamento di impresa, ma la risposta che ho avuto in questo momento è che con gli 800 che ho versato, nel senso che ho chiuso il mese di agosto, adesso stiamo con i 2 milioni, andiamo a pagare settembre. Io ho detto un ulteriore acconto per il mese di ottobre, ma lo dicono che pagheranno 20 giorni ai lavoratori. Allora io cosa mi auguro in questo momento? Che i sindaci possano mettere delle altre cifre in modo tale da aumentare la somma, insomma, in modo tale da raggiungere un accordo così con il raggruppamento di impresa. Nel frattempo mi auguro anche che i lavoratori possano rientrare con uno stipendio. Alla riunione non hanno partecipato tutti i 19 rappresentanti dei comuni aderenti al lato Gesa Agrigento 2. Alcuni sindaci rilanciano il riaffidamento del servizio ai comuni. I primi cittadini di Grotte e Cammarata, Paolo Pilato e Vito Diego Mangiapane, rivendicano la ripresa del servizio. I comuni che sono in regola con i pagamenti debbono aver assicurato il servizio. Non è possibile che il comune di Grotte è in regola con i pagamenti e sta subendo un grave disservizio, mettendo a repentaglio da un lato la salute dei cittadini, ma sicuramente anche un forte danno all'immagine, e per questo mi riservo di adire le vie legali, quindi darò un incarico a un legale, denunzierò l'ATO per il disservizio creato ai cittadini. Io gennaio 2012 l'ho già pagato, fattura emessa dall'ATO e io l'ho pagata. Sto provvedendo a pagare febbraio 2012. Ecco perché il mio servizio deve essere svolto. Fra l'altro io di questo cancan che continua praticamente a perdurarsi, io ho attivato la procedura del circolare 151 dell'ordinanza per tirarmi fuori, perché il servizio così non va bene. Questo atto e questa regione che non si decide ad emettere le ordinanze e poi non dà seguito a quelle che sono le direttive. Però io nel mio comune da domani mattina voglio svolto il servizio. L'amministratore delegato deve uscire le carte, deve dire quali sono i comuni inadempienti, perché siamo tutti chiamati a svolgere campagna elettorale e quant'altro, però mettiamo le carte in chiaro.